Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Settimana amara per le squadre del Veneto orientale. In questo numero analizzeremo il KO del Portogruaro Aspresiano e con Cristian Casalotto quello della Fossaltese a Silea. Un pareggio e una sconfitta per la Giulia. Dopo 8 vittorie consecutive i nerazzurri non trovano l'acuto per entrare in zona playoff. In seconda categoria cambio a sorpresa sulla panchina del Sindacale. Le nostre telecamere sono state a Villanova in occasione dell'ultima sfida tra i neroverdi ed il Biancade e come al solito chiuderemo con il punto sul calcio femminile Portogruaro. Prima o poi lo scherzo di carnevale al Mestre qualcuno glielo doveva pur fare. Ci è riuscita l'Este capace di regolare di misura gli arancioneri. Sono caduti dunque gli dei della Serie D, ma lo scivolone ha tutta l'aria di essere il classico incidente di percorso di una squadra che ormai ha già scritto il suo futuro. Certo, la Triestina non molla, gli alabardati sono passati sul campo del Calvinoale e cammin facendo sperano di rosicchiare ancora qualche punto per poi giocarsi tutto nello scontro diretto del 16 aprile, ben sapendo che i margini di errore da qui alla fine del campionato sono ridotti a meno di 0. Alle spalle delle prime due il Campo d'Arsego è ritornato a vincere inguaiando nuovamente in zona play-out il Cordenosti mister Massimo Mian. I Granata pordenonesi sono stati scavalcati dall'Altamai, riemerso dalle acque torbide della bassa classifica con i 3 punti conquistati ai danni della Bigontina. Da questa settimana Cenerentola del girone al posto di un Careni Pievigina che ha compiuto un gran colpo liquidando per 3-0 i veronesi della Virtus Vecomp. Per i trevigiani ad ogni qual modo, anche se rinvigoriti dall'aver ritrovato la vittoria, al momento attuale la salvezza continua ad essere un'impresa titanica, alla quale però mister Vinicio Bisioli adesso crede ancora di più. In eccellenza San Giorgio Sedico e Liventina continuano a fare campionato a sé. La caduta del Sandoran sul campo dell'Union QDP ha di fatto messo la parola fine con largo anticipo ad ogni discorso playoff.
15 punti di distacco a 9 giornate dal termine del campionato appaiono essere un divario troppo grande per poter pensare ad un qualsiasi cambio di scenario. Inevitabilmente destinato a retrocedere direttamente è il Treviso. Situazione complicata invece in ottica play-out per Cornuda, Giorgione e Favaro, mentre vi è un certo interesse per quel che riguarda la lotta per evitare il quintultimo posto che attualmente è ad appannaggio del Saonara Vilatora, intento ad inseguire Istrana, Porto Mansuè e Union QDP a 3 punti di distanza. Il campionato di promozione ha regalato alle rappresentanti del Veneto orientale una settimana all'insegna del rammarico. Portoguerra, Fossaltese e La Salute sono reduci da altrettante sconfitte. Per Granata e Biancoverdi significa vedere rallentata la corsa verso i play-off. Per i Limentini invece il perdurare di una crisi che mina la serenità del gruppo, ormai scivolato in classifica dal vertice alle posizioni di rincalzo. 3 punti in 8 partite non sono un ruolino di margine che induce a sonni tranquilli, pensando che alle loro spalle le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere continuano a fare punti. Il vantaggio sui play-out è di 7 lunghezze, ma per garantirsi la tranquillità è fondamentale tornare a vincere. La delusione del Portoguaro invece è tutta per aver visto concretizzarsi una sconfitta proprio al 90°, quando il match, sebbene disputato senza mostrare il giusto atteggiamento, sembrava destinato sul pareggio. E allora mister, purtroppo è arrivata la prima sconfitta della tua gestione. La sottolinei immediatamente, chiaramente provo un fastidio immenso per questo, però insomma, tra virgolette, prima o poi poteva capitare. Se ti ricordi l'intervista della settimana scorsa, la temevo tanto, perché gestire anche un momento magari di euforia, di troppa consapevolezza su un campo difficile dove loro hanno fatto praticamente il 90% dei punti, e infatti è successo che abbiamo avuto delle difficoltà. Poi chiaramente prendere gol al 90° fa ancora più male, è stata chiaramente la peggiore da quando sono arrivato, infatti è arrivata la sconfitta. Senti, domenica mancava Mazzarella, non è che questo Portoguaro sia troppo dipendente da Mazzarella? Mi metti in difficoltà. Io per mentalità non amo gli alibi, io credo che abbiamo una rosa importante e potevamo fare bene assolutamente ugualmente. È anche vero che insomma ci è mancato il capocannoniere del campionato, quindi è chiaro che qualche cosa probabilmente la perdi, e quindi l'assenza si è sentita, più magari di quanto potevo immaginare, però abbiamo la qualità per sopperire. Io faccio il mea culpa perché quando si perde tutti insieme. Magari ho dato per scontato che ormai la squadra era viva, forte mentalmente, presente, però non bisogna mai mollare, come non devono mai mollare i giocatori, non devono mollare mai il loro timoniere, il loro capitano, e quindi io per primo da ieri ho ricominciato a fare un determinato lavoro, e quindi mi dispiace perché avrei dovuto far meglio, e quindi mi assumo la responsabilità della prestazione, perché non c'è stato uno, due, tre giocatori che non hanno reso quanto potevano, ma è stato un atteggiamento generale, e sull'atteggiamento generale la colpa è dell'allenatore, c'è poco da fare. Domenica arriva una delle pretendenti alla promozione diretta, l'Union Vipo, tra l'altro però è una squadra che vi lascerà sicuramente giocare, e voi con questo tipo di squadre vi trovate a meraviglia. Sì, paradossalmente in passato le squadre che comunque hanno una loro identità e provano anche loro ad avere delle soluzioni e a fare la partita ci permettono comunque di sfruttare determinate nostre caratteristiche, e quindi da quel punto di vista bisogna essere fiduciosi, anche se credo che iniziano anche un po' a conoscerci e a prendere le loro contromisure,
Però sono fiducioso che se ci ricompattiamo e entriamo con la giusta mentalità sicuramente venderemo cara alla pelle, come abbiamo sempre fatto nelle partite precedenti, e quindi andiamo a giocare una partita importante perché sono secondi in classifica e non dobbiamo assolutamente farli scappare, perché ormai il Vittorio è in fuga e quindi dobbiamo essere lì presenti e cercare di combatterla fino all'ultimo minuto. La Fossaltesi invece è caduta sul campo dell'Union Sile, una battuta d'arresto pesante contro la terzultima della classe. L'11 di mister Thomas Giro non è riuscito a recuperare il gol subito sul finire della prima frazione. Fossaltesi ad ogni modo sereni, senza alcun tipo di pressione, dettato dal fatto che gli obiettivi stagionali erano limitati ad una tranquilla salvezza che ormai è quasi già in cassaforte. Purtroppo è arrivata una sconfitta di misura, resta il fatto insomma che sono stati persi 4 punti proprio con le ultime della classe. Che cosa è successo? E domenica siamo partiti male, si vede abbiamo un approccio alla gara un po' sbagliato abbiamo avuto. E siamo partiti deboli i primi 10 minuti, poi ci siamo un po' alzati con la squadra, però poi abbiamo per tutto il resto della partita non siamo riusciti a prendere il predominio della partita, e poi loro ci hanno fatto il gol e siamo andati un po', ci siamo arretrati ancora di più. E poi abbiamo avuto anche qualche occasione con Elvis che ha preso il palo e io che il portiere me l'ha parata, però il gol non siamo riusciti a farlo. Non è che dopo la cavalcata diciamo che avete fatto, che avete conquistato 3-4 vittorie consecutive, magari ci sia stato un po' di rilassamento con queste squadre che stanno lottando per la salvezza? Penso proprio di sì, ci siamo un po' presi la mano, sì, e siamo andati, ci siamo un po' appisolati, ecco, no? E adesso dobbiamo rialzarsi al più presto per fare questi 3 punti che non fanno fatica a arrivare, no? Importante e così, insomma. Siete quasi salvi, però se vincete sareste anche terzi in classifica. Sì, quest'anno siamo presi bene, ci mancano ancora 3 punti e poi se riusciamo a fare di più meglio, insomma, punteremo ai playoff, insomma. E domenica abbiamo una partita fondamentale per noi perché se vinciamo siamo quasi salvi e speriamo, insomma, domenica dobbiamo approcciare, fare una partita importante e così, insomma. Quello di domenica scorsa è stato un turno di prima categoria che ha visto il 90 non andare oltre la parità in trasferta sul rettangolo della Milanese, mentre il Caorle, tra notizie più o meno allarmanti, sta continuando a rispondere coi fatti sul campo, inanellando ancora successi. Domenica è toccato al Città di Venezia cadere sotto i colpi dei rossoblù, che si sono portati così a 3 punti dalla vetta. Il prossimo turno riserva ai Caorlotti una trasferta difficile a Scaltenigo, quasi una prova d'esame in vista dello scontro diretto con il 90, per capire se gli uomini di mister Moreno Tomasello possono ambire, nonostante tutto e tutti, alla promozione diretta. Domenica scorsa è stata fatale anche alla Giulia Sagittaria, che dopo 8 vittorie consecutive è stata fermata sul pareggio dallo 0 Branco, risultato recuperato proprio negli ultimi minuti grazie ad una rete di Nicolò Fiorin. Nicolò Fiorin, non segni tanti di gol, però questo qua è stato un gol pesantissimo. Sì, il gol è stato pesante soprattutto perché abbiamo recuperato una partita che si era messa male, anche se c'è un po' di rammarico perché secondo me abbiamo perso 2 punti oggi. Per il valore della nostra squadra meritavamo sicuramente di vincere per la mole di gioco creata, anche se siamo stati meno incisivi del solito, abbiamo avuto meno occasioni, però
Loro hanno fatto solo due azioni e in contropiede ci hanno punito così. E il gol finale, il 2-2 all'ultimo minuto, è comunque una bella gioia per me che segno poco, un gol all'anno, massimo 2 da terzino, e in quel momento dovevo salire, dovevo spingere per cercare il pareggio, appunto, e così è stato. Si interrompe questa serie di 8 vittorie consecutive, un pareggio appunto soltanto di occasione sprecata per i risultati che ci sono stati. Sì, anche perché ho visto che le altre hanno pareggiato tutti, oggi potevamo accorciare ulteriormente verso la zona playoff, che è un po' il nostro obiettivo. Peccato perché abbiamo fatto belle vittorie con le prime in classifica e siamo intoppati su questo pareggio con lo 0 Branco, che sulla carta poteva essere inferiore a noi, però ha dimostrato comunque di avere buone individualità davanti, di poter giocare bene in contropiede, e ci ha messo in difficoltà quelle poche volte che ci hanno attaccato. Tanto rammarico per una partita che a 4 minuti dalla fine avevate in mano. Purtroppo sì, ormai ci credevamo, anzi credo che comunque non avessimo rubato niente, perché abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto le nostre occasioni e purtroppo la posizione in classifica ce l'abbiamo perché commettiamo sempre tanti errori, e quindi è per quello che siamo là dietro. Sapevamo che loro erano una squadra dove venivano da 8 vittorie, e 8 vittorie non è che si ottengono così a caso, quindi vuol dire che c'è un'organizzazione di gioco, c'è una squadra, ci sono dei buoni giocatori. E volevamo fare il colpaccio, e infatti siamo venuti qua perché ci credevamo, però abbiamo trovato di fronte una squadra forte e quindi onore alla squadra avversaria. Noi siamo in zona play-out, secondo me non perché ce la meritiamo, perché tutte le nostre partite sono state di buon livello, non abbiamo mai abbiamo cercato di fare un calcio anche divertente, e che purtroppo siamo limitati nei giocatori come numero, e quindi il nostro handicap purtroppo è quello. Ogni domenica regaliamo 2 o 3 giocatori purtroppo importanti alla squadra avversaria. Comunque, insomma, da qui alla fine, non essendoci il patema d'animo della retrocessione, perché così è, penso abbiate le potenzialità per togliervi delle soddisfazioni. Sì, questo è il nostro obiettivo, speriamo che lei abbia ragione, che non ci siano problemi per quanto riguarda la zona retrocessione, e quindi stare un po' più tranquilli e cercare di divertirci un attimino di più, perché a me piacciono le squadre che giocano, non le squadre che buttano via il pallone o che non giocano, e quindi l'obiettivo è quello di fare bene per poi cercare di fare bene anche dal punto di vista del gioco. E il pareggio della Giulia era suonato quasi come un campanello d'allarme in vista del successivo recupero disputato mercoledì. I nerazzurri erano impegnati a Fossalta e sono usciti sconfitti di misura, interrompendo questa volta la serie positiva, che si è fermata così a 10 risultati utili consecutivi, sprecando un'altra occasione per agganciare i play-off. Nella circostanza mister Fabio Pio è stato costretto al turnover, ma la risposta non è stata all'altezza delle aspettative. Primo tempo giocato male, durante il quale i nerazzurri hanno incassato l'eurogol di Danieli, mentre nella ripresa la Giulia ha schiacciato gli avversari nella propria metà campo, cogliendo 2 legni e sbagliando un paio di gol. Domenica trasferta sul campo del Marcon, in quel che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per i play-off, dove questa volta sarà vietato sbagliare. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest.
da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. La seconda categoria ha osservato il previsto turno di riposo, in calendario solamente 2 recuperi che hanno visto per protagonista il Musile Emilia Cesarolo in un match da risultato scontato in partenza che ha consolidato la zona playoff tagliando fuori quasi del tutto il San Donà, e il Telio Veneto che grazie al buon punto conquistato a Burano è emerso di una lunghezza dalla zona play-out lasciando invischiato il sindacale fresco di cambio in panchina. Al suo posto è ritornato Marco Lescarini, l'allenatore che ha conquistato la promozione in seconda categoria. A lui il compito di portare fuori dalle sabbie mobili la formazione dei Granata Concordiesi. Innanzitutto devo essere sincero, sono stato preso un po' in contropiede perché mai mi sarei aspettato un cambio di panchina, quantomeno a sindacale e visti i tempi. Le motivazioni sono quelle di dare una mano comunque a questa società che, per quanto ho avuto la possibilità di fare qualche tempo fa, nei miei confronti e comunque con alcuni dirigenti, buona parte dei dirigenti che ci sono qua, ci siamo trovati bene e quindi la motivazione era quella di dare una mano in questo momento perché la squadra è un po' in difficoltà di risultati e quindi l'obiettivo è quello di riuscire a darci una mano per cercare di uscire da questa situazione un po' difficile in questo momento della squadra. Ecco, una situazione che vi vede nei play-out in questo momento, comunque insomma niente è così irrecuperabile. Sì, diciamo che la posizione in classifica non è delle migliori, però c'è lo spazio, seppur poco, diciamo, spazio e tempo per uscire da questa situazione e in queste 8-9 partite che mancano alla fine cercheremo di fare quei punti necessari per portarci fuori da questa situazione e quindi regalare, diciamo così, alla società la salvezza tranquilla che era l'obiettivo di inizio anno, insomma. Ecco, hai avuto modo di usufruire della sosta di campionato, quindi hai avuto una settimana in più per lavorare. In che condizioni hai trovato questa squadra? Ma mi sembra che a livello fisico insomma sia abbastanza bene. Io ho fatto 2 o 3 sedute perché ufficialmente diciamo sono intervenuto già da venerdì, quindi non la settimana completa. Non credo ci siano grossi problemi, adesso stiamo lavorando per metterci un pochettino al passo e recuperare qualche infortunato e qualcuno che non è in condizione. Ho ancora a disposizione un'altra seduta di allenamento anche per conoscere un po' di ragazzi che giocano qua e poi credo che domenica saremo pronti insomma per affrontare la partita in una maniera adeguata e dovuta. Andremo a far visita a Pramaggiore al Pramaggiore che è secondo in classifica, che è una classifica di tutto rispetto. Però rispetto per coerenza a quanto detto prima e per quelli che sono gli obiettivi della società, noi non possiamo più guardare in faccia a nessuno, dobbiamo cercare di portare fuori punti da qualsiasi partita, da qualsiasi campo, per cui andremo a giocarcela con le nostre armi, per quelli che sono le nostre possibilità e i nostri limiti, cercheremo di fare risultato. In terza categoria la Giussaghese continua a volare, mentre l'Anonese ha ripreso a correre rifilando un poker al Torre di Mosto. Una lunga volata tra le 2 protagoniste del campionato che rischia davvero di tagliare fuori il resto delle contendenti dalla lotta per i play-off.
Dietro ad ogni qual modo la Sangiorgese cerca di restare agganciata. Anche il Villanova non ha perso la speranza di rientrare in gioco. La vittoria sul Morosini Biancari ha galvanizzato l'intero ambiente nero-verde, impegnato nell'inseguire il quinto posto. A Villanova per noi c'era Alberto Querin. È stata una prestazione generosa, non facile. Oggi ero in panchina come dirigente a sostituire il mister che purtroppo per un'influenza non è potuto essere nella partita, quindi i ragazzi si sono comportati bene, hanno dimostrato di attaccamento alla maglia, hanno fatto una partita generosa sicuramente. Non è stata forse una partita bella dal punto di vista dello spettacolo, però sicuramente dal punto di vista caratteriale è stata una bella prestazione. Sì, la sua squadra insomma, magari il primo tempo è partita un po' titubante, la squadra avversaria ha giocato un pochino meglio, però i gol sono arrivati al momento giusto, quindi al 45esimo e nell'immediato minuto dopo l'1-1 avversario, quindi forse anche una prova di carattere che può riempire d'orgoglio e che dà continuità ai risultati dopo anche il bel pareggio contro l'Annonese. Sì, decisamente. Diciamo che la Coppa purtroppo quest'anno non è andata assolutamente bene. Però se guardiamo il campionato arriviamo dall'ultima di ritorno, dove comunque abbiamo fatto 3 punti con l'Eraclea se non sbaglio, il pareggio con l'Annonese e questa vittoria che sicuramente ci dà fiducia per il proseguo della stagione, insomma. Dove comunque con la rosa giovane che ci ritroviamo, con l'innesto dei giovani, insomma, direi che si sta facendo abbastanza bene. Diciamo che effettivamente sui 90 minuti complessivi noi abbiamo cercato di avere qualche più occasione di loro e loro giustamente hanno sfruttato le proprie occasioni, con 2 calci piazzati hanno fatto 2 gol e noi abbiamo cercato di sfruttare un po' il palleggio, un po' la giocata, però non siamo riusciti a essere conclusivi, insomma, dal punto di vista. Una squadra che comunque è la sua, che è partita bene, è partita forte, il primo tempo sicuramente ha giocato meglio del Villanova, forse il gol nei minuti conclusivi ha un po' tagliato le gambe, poi a maggior ragione appena arrivato il pareggio, il 2-1 subito praticamente nelle immediate vicinanze, ha forse tagliato un po' le gambe definitivamente alla sua squadra. Sì, diciamo che effettivamente il gol che si prende sempre vicino al 45esimo è sempre un gol importante per la squadra che lo fa. Noi dobbiamo recriminare le occasioni che abbiamo avuto al primo tempo e non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo cercato di palleggiare, abbiamo cercato di essere abbastanza penetranti nel gioco, però non siamo riusciti a essere conclusivi veramente con cattiveria agonistica nei 15 metri dentro l'area. Non siamo mai riusciti a essere veramente riusciti a concludere un'azione seriamente, insomma, e quindi dobbiamo analizzare un attimino la nostra situazione in attacco, in cui abbiamo alcune difficoltà perché le squadre avversarie hanno dei giocatori che davanti riescono a piazzare dei gol che noi riusciamo a fare, insomma, e quindi da un punto di vista di gioco non si può altro che dire grazie ai ragazzi, però bisogna essere un po' più incisivi nel reparto offensivo. Siamo in chiusura di questo nostro appuntamento settimanale, lo facciamo come al solito dal campo di allenamento del Portogruaro Calcio Femminile e parliamo di quel che è successo domenica scorsa con mister Rudy Moro. È arrivata una vittoria in quel di Longarone che vi permette di restare in scia delle squadre che occupano il vertice della classifica. Sì, un buon risultato conseguito nonostante una carenza di giocatori, in quanto ci siamo presentati con una rosa molto corta, però le ragazze hanno lottato fino alla fine, abbiamo vinto 3-2 meritatamente e rimaniamo aggrappati al gruppo di testa. È una partita che è stata condotta dall'inizio alla fine? No, siamo partiti benissimo, dopo 20 minuti 2-0, poi ci siamo un po' rilassati, loro ci hanno rimontato fine primo tempo 2-2, però nel secondo tempo abbiamo trovato il gol con l'Albulai Nagashi e non li abbiamo mai fatti tirare in porta, quindi un secondo tempo lodevole, diciamo, ecco. Un buon viatico, insomma, per questa fase finale del campionato, per poter sperare di agganciare chi sta sopra. Sì, già da domenica abbiamo un pseudo sconto diretto con chi ci sta a 3 punti, che è la Dinamo,
non sarà facile perché all'andata ci hanno sconfitto 5-1, quindi è una squadra matura e che lotta come tutte le bellunesi, e ce la giocheremo sperando di far 3 punti e rimanere sulla scia delle prime 3. Ecco, ricordiamo che domenica non si giocherà al Mecchia, ma si giocherà al Comunale di Concordia Sagittaria. Sì, il Mecchia è occupato dal Portovaro Calcio maschile che gioca in casa, quindi noi slittiamo sul campo del Concordia. Sarà una gara tosta, come ho già detto, e andremo a giocarcela in tutto e per tutto. Siamo con Albule Nagashi. Tu il gol del 3-2, il gol che appunto ha deciso questa partita, 3 punti veramente molto importanti. Sì, sono stati 3 punti importanti, abbiamo giocato domenica, abbiamo sofferto molto, è stata una vittoria meritata perché meritavamo noi, abbiamo lottato su ogni pallone ed è giusto così, insomma. Siete quarti in classifica, ci sperate ancora voi? Sì, sì, ci speriamo ogni giorno, ogni volta, quindi noi la domenica andiamo in campo per vincere e per portarci a casa ogni volta i 3 punti. Ecco, domenica scontro quanto mai difficile, visto anche il risultato dell'andata. Sì, la Dinamo è una squadra molto forte e soprattutto in attacco. Speriamo di colpirla in difesa, che è il loro punto debole, e speriamo di portare a casa una bella vittoria perché ce lo meritiamo.